tutti quanti, siamo tornati in questo luogo meraviglioso e pantoso, Villa Sant'Ilia, come ti conosci tutti quanti, Villa Mimosa, siamo a Tattari, che è un luogo a casa di Confindustria Nord Sardegna, e siamo in pari ad un amico, Salvatore Taras. Saluto a tutti. Saluto Salvatore, ben arrivato, ben arrivato. Grazie. Sono un bel contento, finalmente ci acciappiamo. Ogni volta ci sentiamo al telefono e mai cara a cara. Siamo noi in questo bello luogo. Per te non poteva asciugare una cosa migliore di chissà. Ti darò grazie. Mi sei lendo in giro, ma ti darò grazie a tutto. E scusa? Mi sei lendo in giro, ma ti darò grazie a tutto. No, non ti sorprendi brulla, no, io sono affezionato, già lo sai. Sei tironato in saldo, sei stimato, bro mie. Grazie a me. Salvatore Taras, in questo tempo è un docente, ma non è solo un docente. Salvatore Taras, prima di tutto, è un giornalista Mannu. Ha fatto, Mannu sei, oggi ti ribelli i complimenti. Ha fatto un bel d'anni nell'ufficio stampa, lo fate ancora, ma per un bel d'anni è stato un pari a un bel di enti per promuovere, per fare di situazioni, di vesti, di libri, di passioni importanti. Come è nata questa passione per la Baraura? Ma intanto ha nato danni di anni o danni? No, danni. Ha fatto danno è sufficiente. Intanto che danni l'hai fatto? Ma non le dimo questo, no, che sono così vedi. Ma come te nasci da te, sono laureato in filosofia, poi ho avuto questa passione manna prosa conoscenza, su pensamento del sumine. E poi ha proseguito, a posto di laurea, ha proseguito con un master in giornalismo e sono diventato giornalista professionista. Sul giornalismo è cambiato in questi ultimi anni, è cambiato in queste ultime decine di anni. E noi stiamo più commentando prima, noi così fuori la gente luida da come te sta andando, però si deve narrare, magari come te sta andando sul giornalismo non ti schini rispondere, però si narra, lo legge sul giornale, su scartaceo, ti narra, ma davvero... Il bambino non ha giurigito. No, non lo legge più nessuno in papiro sul giornale, o spaga la gente manna, che come si legge in internet, si legge dei social, uno anda dai bida dei tendisco sull'articolo del giornale postato in Facebook, e gai conosce come te sono queste cose. Si è passato da uno disinformazione a questo disacomunicazione. Come ho mai tanto anni fa, che io sono diventato professionista sul 2002. Pottonare che già dai dando si comincia a comprendere come ti cambiando sul mondo con internet, già sul giornale americano finalmente già in internet e finalmente meta. Potremmo narrare che in Sardegna abbiamo saputo sull'Unione Sarda che è stato su primo in Italia, su primo in Europa, su primo giornale online in Europa. Su secondo sul mondo a posto del Huffington Post. Si deo il esame pro giornalista in Roma, noi che vedi Nicky Grauso, mi bocciano. E noi, per noi, insomma, Nicky Grauso, Paregai, invece è stato un precursore di queste cose. Beh, è stata tutta la storia di Larrezza che aveva fatto i siti internet, che va a ridire, ma... Adesso gli hanno fatto questa proposta in regione che non sono stata scompresa stando, però potremmo narrare che dai dando il giornalismo è cambiato, che come canto giornale online bisuno in Sardegna, canto ne potremmo fentomare, montovare, solo in Tattari, Sassari Notizie, Sardies, Sassari News, Sassari Today, ma proprio sospiro che viene a Conca, ma poi bestia Algher, che è su mantesi da Sassari News, bestia Olbia Notizie, Olbia.it, Olbia Nova, Galura Channel, Cagliari Pad, cioè in Sardegna canto bendata di questo giornale. Un montone, Sardegna Live. Prima BVD, la nuova Sardegna e l'Unione Sarda, che sono nasciti a fine del sottigento, per tirare una campagna elettorale, sono nasciti come settimanale, poi sono diventato quotidiano. E vivi in questo due giornale, si è binato abituato, la nuova Sardegna è stato usato provintano, sul fascismo, BVD Sisola, dando.
Però tutti i giornali che hanno provato a diventare mannos in Sardegna e via questo due sono stati due giornali manno che esistono ancora, grazie a Dio, però si dice che la tiratura di questo giornale da come ti vieni tendisco sono anni 80-90, poi hanno vinto 80 mizza, 90 mizza coppia, come sono fatte adesso, Nuova Sardegna, quindi chi mizza, battuti di chi mizza, ufficiale, e può fare comprendere i che succedendo sul mondo del suo giornalismo. Meda si sono dato sul giornalismo online, chi fa che da maniera chi sa novasa venzana con notasa che enza deve pagare, però la conosco uno anda da baida in internet su un libro sa novasa e non compra più suo giornale. Io tanto, ho fatto parte del tirocino in Nuova Sardegna, poi sono passato sull'Unione Sarda e non ho più scritto per altro parecchio anni e ho cominciato a seguire questo filone del giornalismo pago con notto in Sardegna, che è questo dell'ufficio stampa, possiamo andare in italiano, in sardo non l'hanno ancora nato sul numero di come in stampa, in sardo che narrare un'altra cosa. Ufficio prenta, no, come te lo ufficio prosimprenta, ufficio prosimprenta, però la gente non lo comprende, tu narrare ufficio prosimprenta e te cosa che si manica, compreso, tocca delocodificare, ma la gente non rischia di manco di narrare l'ufficio stampa in Sardegna. Da che che si pensano una casa, una cosa, una gamma come fatto il giornalista si è detto stampa, su ufficio stampa e tu dici procala il giornale, su ufficio stampa non lavora per il suo giornale, lavora per il privato, per il ente pubblico, per il privato, per il festival, per il associazione e fa che dei mediatore con il suo giornale, compreso. Tu hai già l'ischi di te grenare, insomma, sul mondo dei spettacoli, eccetera, però gente me danno l'ischi, tanto gli devi spiegare e non conoscere manco l'importo di questa figura, che deve essere uno professionista. Per me è uno, per carità, fosse uno da parte, uno vago, però è uno del suo settore del suo giornalismo più difficile. Intanto, quando ho cominciato a fare mi naraiana su collega Zanacchi. Vedi uno dei suo primo. No, vabbè, da che idea ho fatto però in scuola come ufficio stampa pro sul festival, su associazioni, dopo posto, insomma, ho fatto un portfolio. Ma quando ho cominciato in Sardegna per la prima volta, non mi via di tanti uffici. Non lo querían fare, che varia da uno giornalismo di serie B, che due come ufficio stampa, no, frimmasa. Sa prima due sul giornale non biessi è vero. mi da biasa che siamo finza sono pago in bolicoso sul giornalista ma lui ha fatto per dire che si fa che sul giornalista che mi piace da iscrivere e te lo fa che si scrittore fa che sul segretario che ti fa che ne iscrivere meda beh non pago di velleità non pago di ego bidere sa prima due sul giornale e come te devo fare sull'ufficio stampa non frima io tu non frimasa bessi articolo che non frimma il suo giornale e tanto spari dal suo giornale se si sparire finza come ufficio stampa chi mi viene a Gai ha cambiato professione io sono ancora fatto in ufficio stampa poi iscrivo finza per il suo giornale quando capita da commente insomma proso la tematica che può interessare a me e fatto produzione televisiva, autore televisivo. Non lo dico a chi sei noghi, per piaggeria, se si può dire, ma quando domanda mi puoi dire un ufficio stampa, Salvatore Taras, mi puoi dire, ma in tutti i roghi della Sardegna, da Caglietto, Sassari, Olbia. Tu sei troppo uno. No, ma è vero, Salvatore, io lo so, ma cosa l'ho toccato con mano, insomma. Per questo che tu hai ischi che tu hai cominciato quando me non lo querían fare poi me si sono voltato all'ufficio ufficio stampa in italiano che tanto ufficio prosimprenta non disco si porta da essere su la parola più indicata noi potremmo tradurre gai ma imprenta me da biasa che renare finza stampa di sul libro non stampa del giornale ed ho cominciato con questo settore che è difficile finza che tu devi ragionare con la conca del suo babilu con la conca del suo giornale online e con la conca non solo la conca della televisione ho fatto finza le immagini per la televisione tanto volevo farti una pregunta proprio di questa cosa devi iscrivere essere operatore specializzato devi iscrivere fare questo montaggio insomma devi essere preparato in tante cose e tanto potessi coprire tutto sul media
che è da Nuova Sardegna fino a Sardiese, fino a Cagliari Today, posso narrare, e fino a Videolina o a Sarai addirittura. Non vai un po' Gareddu come ti posso di difficoltà per cosa bisogna uffici stampa che travagliano con i media, con i social network, con la rezza e bisogna social media marketing. Chi si bonini con un cellulare ma non hanno la gazzetta da giornalista. Tu mi hai fatto una pregunta di importo umano e di interesse umano e proitte. Quando ho fatto su master in giornalismo, mi si iscrive a questo tutto. E Gai mi hanno imparato a fare tanta cosa, abbiamo fatto chi fa sul giornalista, chi fa su operatore, non scambiamo su scompito, quando la traballiamo sul giornale dell'università, chi fa il reporter. E fin cominciando sul social network, tanto. Non era ma se una giornalista rischia di scrivere e tanto uno rischia di fare tutto, una scrittura. E non è proprio Gai. Da che devo scrivere per un giornale o come ufficio stampa, scrive un articolo che deve essere già componito come un articolo del giornale, no? Scrivo essendo il più assettico possibile. Deve parere che se sti scritta a sola, non è nato sul giornale, no? Non deve essere personalità, personalismo. Da chi scrive invece per social network, la scrittura deve essere quasi diaristica, insomma deve essere chi è comunicante a comunicare direttamente con chi è leggere. Su rapporti ed infatti dei social network ho finito di me ne occupare, non me ne occupo più, ho fatto questo esempio, poi penso che ognuno debba seguire la propria specializzazione e chi fa che social network per me deve fare questo e via, si bicampada. Si bicampada. Tanto fai un bel di cosa e tra le altre cose fai i traduttori. Tu tanto potremmo andare poi te so fai del sardo e tu in tattareso. A chi è una d'ora di Babele, no? Abbiamo incontrato amici che fa vedere in catalano, che fa vedere in sassareso, amici che fa vedere in locutoreso. Per cosa siamo bruvendi a misciare un po' le ringhe. Tu con la ringa vi travagli a chi ti buoni come autori di programmi televisivi, ma anche hai tradotto romanzi. Sinceramente abbiamo lavorato un pari per la traduzione in saggio locutorese di Rosa Gambella. Di Enrico Costa, Prosarai, che è andata su Radio Rai 1 in sua frequenza sarda, ha 21 puntate. 21 puntate e... Noi siamo divertiti però. Tanto, in Viale Bonaria, in Castello, registrando, quanta volta bisogna andare. Hanno riso un bel, con tutti quanti la gricca, la greffa. Che sono attori che bivinini e hanno separato dai Sarai. E tu hai visto di gusto su sardo locutoreso. Vi bravo. Sai cosa difficile è stata? Imparare a usare il locutoreso a questo attore che non fini il locutoreso. A questo campitaneso. Praticamente che qualcuno per il campitaneso. Tutte le particolarità, però insomma non siamo divertiti su tutto. Beh, tu fidi pure da come ti si dice, dialogue coach, che faceva un altro di Raringa e tu con Raringa ti poni in una condizione di trattarla. Come te in questi tempi la diffusione, la promozione? Vi proviamo a cercare di comprendere come stiamo andando. Intanto Deo fai il locutoreso, Deo sono de Zenia, Utieresa, Tarasa, Susan Benadomeu, videotieri di un esese due. Da 7 generazioni. E poi non già mio vi trapiantato in Ardara, in Veterina Terrino, se cogliuato con già mia che vide Ardara. E poi mamma vide Udusò, sommanno su vide Udusò, intendia fino a dai minore, fai dende in Basarda, sempre il locutorismo, ma di dialetto differente. E da chi fai con suoi amici fai a questa maniera locutoresa di ottieri, potremmo narrare con queste aspirate che narra la pensatura su tattarese, noi siamo imparentati come te fai, come te fonetica. Da chi fai in televisione, per mi fai comprendere in mezzo su impito un locutoreso di mesania, potremmo narrare chi evita da questo custo lunaro, che abbia naro gusto, è più facile da comprendere. Che qualcuno mi narra, ma se fai nel mese in italiano, no? Da chi narra, per esempio, forte, in sardo, come si narra forte, ma si narra finza forte, però non narrare un gocceanino a uno del buono come si narra forte in sardo, si narra forte. E non so, e so fai in sardo, è tutto. E però mi fa che comprende in mezzo, finza da chi è campitaneso, magari o da altro, in pitto questo faello, chi è più su...
così si fa che comprendere a chi non conoscere, a chi non ha d'origine con su locutore su dei uttieri, dai. Si poteva attribuire a dire che è la dizione di Tu Raringa. che sei un attore bravo, mi fa che se tutto pregunta di interesse umano, da chi si fa in italiano, da chi fa in televisione, da chi fa da sapro A farsi comprendere. e ti deve fare a comprendere e si studia questa dizione è importante. A noi non pare quasi come che siete una cosa superflua, ma un attore, da chi fa che sa parte sua per un film, crede che abbia una dizione precisa, che si fa da comprendere bene. E in sardo deve essere samantessi cosa adesso. Magari questo sardo di ottieri si fa in maniera diversa, ma è quasi che pare, fino a Sabiddanova, in Sennaru, magari in Ezzana su maschile e su femminile, no? Ma questo che sono imparentato con su sincoso. Ma da lì sono lichini. Ma sa femmina, come tesinare in su sinco, in tattaresu? Femmina. Ma a plurale. Li femmini. I femmini. Maschile. Sol feminos, compreso, per te che ne rangai se non reso. E poi si fa in buona parte di Zumei Logu, i Sugoros e in parte del Sanglona. Questo fa su Sardo, ma si ha fatto questa pregunta, come te sta andando? Tanto deo che so fattende come a tie, come a Boisi, per questa trasmissione in lingua sarda, andiamo a cercare sui professionisti del settore che intervistiamo, che hanno passato, hanno fatto una trasmissione su Brasulvinos e ha potuto separare tra aziende interessanti e produttori e titolari di azienda che si fai dare su sardo o che si la sentiano di fai dare in sardo, deve essere una trasmissione di un'ora, di mezz'ora, fai dentro questa lingua. Io che siamo a Ciappendi, vera dimoria di fabità con la ringa. Intanto questa difficoltà di fai dare, che è tutto italianizzato, ma queria intervistare una volta a Gavino Ledda, mica ha messo mandato. Vabbè, capito, salutiamo Gavino. Lo salutiamo, questo è un amico, è sempre una persona. Toga. No, che su sardo ormai è tutto italianizzato, non mi la sento di fare questo sardo che fa che Kirka sa vedere come si fa da una volta e non ha che fa che si intervista. Però va a denare pure una cosa, che tutto sa lingua si zumbia si muovono. Si stanno prima sono mortas, come te su latino, chi studia sa questo, li studia 30 anni fa, che li studia 20 anni fa, che li studia sa come, su mantessi latino come te, questo classico che non si hanno tramandato. Sa lingua sarda si muove, si cambia da crenare che via. Se l'italianismo è impossibile a lo eliminare, certo, cerchiamo di narrare nae, non ramo, cerchiamo di narrare per aula come te si dice, apposento invece di istanza, via, ma qualche italianismo pascescia, l'importante è di lo fare dare. A Biasa mia mi narraiana, io sono un vago provocatore a Biasa, ma esamesa lo botto narrare, emmo che deriva dagli spagnoli. È come te, dagli spagnoli sì e dagli italiani no. Però non deriva manco dagli spagnoli, deriva dal latino, mensa. Sicché poi tocca decidere da dove derivano queste parole, finza si spagnolo, bene dai sul latino e chissà come te stai entrato in Sardegna. Poi da questa critica all'italiano, me da Biasa esasperata, per me è troppo esagerata, che intanto limita da chi vuole fare dare in sardo, che time di imbagliare. Time di imbagliare non si pone nemmeno quello fai dare su sardo. Ma si namo su Sagarotta invece di Savistinaia o di Savustinaglia, pascescia, Sagarotta, vabbè, non succede nulla, magari che comincia a fare dare di imparare che si ne raggai, però su due vessas, chi si italiano è entrato, in lingua sarda, primo meta di spagnolo. Tu pensa a Gonario II su Zuiga de Turres, che sta da Traiardara e Porto Turres. Questo è stato mandato a Pisa, vi morto su babbo quando vi pizzino e Ito Corgambella che lo mandai da Pisa in cui si cogliuata di 7 anni con una pizzina che vede Maria degli Ebriaci che vi pisana quando ha cercato di usurpare su trono Saltaro che vedi su frate potremmo narrare imparentato con sua famiglia Atta in debutto maggiore e si è stornato con suo spisano e questo lo hanno fatto tutto ora da eseguo d'esaltare una razza su conto da eseguo d'esaltare della chiesa di Santo Nicola de Trullas tu e pensa questo è tornato con una muzzere pisana con parte della corte di Pisa e se tutto è scritto a Pisa
tu hai che non ha battido faedoso pisanoso. Su pisano è italiano, ma possiamo narrare che in qualche maniera este un dialetto italiano, possiamo narrare gai, parte della corte va da certamente in pisano, parte vinta dei soldati, obesso, su vizzo, barisone, fidi, mesu sardo e mesu pisano. E tu hai che non ha battido faedoso, pisanoso, nisciatos a su sardo. Penso di sì. Per questo di che zonare italiano è entrato in Salimba Sarda prima di spagnolo e tu avessi a Castello, poi a parlare un'eresia, non riesco come l'analleare chi mi stai ascoltando, però in Salimba Sarda che le regione d'Occas già lo so, vabbè, ma che sia cosa che mi rabbiglio tutta canta io la responsabilità, tu non ti preoccupare. Disputiamo in cara. E poi Castello è stato fondato da Spisanos, i tempo di Monnare, l'italiano è entrato sul nord e sul sud della Sardegna. Se vi pensi, se pagoniamo o comunque bisogna, perché anche tu non dite no, chissà parola italiana si fa bene in disagio, ma e quanti parole in inglese dimmo nell'italiano e poi che non si pagoniamo. È un altro fenomeno della comunicazione, adesso prima rubrica che ha fatto l'Imbasarda, ha fatto a processare notizie, in area San Novas e su Damizza e Treghi, e ha cercato di scrivere in una maniera in sardo come faceva sul giornalista in italiano, ha pubblicato il vagare in sardo, che non stare troppo il kende del vagare se esperto dell'Imbasarda, può dimostrare che da chi scrive un articolo del giornale deve comprendere ti avoricca per narrare, non è che deve scrivere brosos espertos. Soprattutto, insomma. Si due scrive killer in italiano, chi si meraviglia, chi non rannuda. Killer è una parola impittata ai suoi giornali ed è scritto provocatoriamente su Gambaro killer. E tutti hanno iniziato a commentare, no? Questo è inglese, ma sardo e test in Facebook. Ma siamo fatti in antiquariato culturale o siamo fatti nel giornalismo? Su Gambaro killer si in italiano, il Gambaro killer in italiano, è scritto in tutti i suoi giornali e Gaia ha fatto. Ma mi fa che esaminare come un'altra cosa che è successa in Nuova Sardegna, forse un paio di anni fa, hanno scattato una fotografia a Satto Areste, Sardu, e ha riscoperto il gatto agreste. Titolo in prima pagina è riscoperto il gatto agreste. E deve vedere in Facebook se si è scatenato su Buttiferri. Ma Canacchi, ha scritto gatto, est italianismo, sinara datto, sinara battu. Poi agreste è italiano, sinara d'areste in sardo, in verità gatto agreste forse vedi in runesu, gatto forse è più antico, non è italianismo, è più antico de atto de battu, che deriva da sul latino cattus. È tutto non ha piazzato questo Buttiferio, e invece poi se Nuova Sardegna, e anche questo è l'Imbasarda Comuna, so danno che ha fatto, invece vedi, non fi manco l'Imbasarda Comuna, che l'Imbasarda Comuna, gatto si vi stato scritto con una T, questo vi scritto con due T. L'Imbasarda Comuna ha tutto regola particolare, se poi me da sono convinto su chi siete una limba, non è una limba, tocca dire un'arre. È una codifica, è una regola. Mi sa quando a me mi ha fatto parizzo sconto su Sabonanima de Maglio Brigaglia, che a se le hanno chiamato, come Maglio Brigaglia abbiamo fatto qualche collaborazione, e se le hanno chiamato come questa commissione, no? Prima su 2001 anche il caduto del Vagre, l'Imbasarda unificata, che vedi una specie di locutoreso, potremmo narrare, me da più s'accuzza sul locutoreso, non andava bene a sul campitaneso, stando, e tanto poi sta rifiuto solo, su 2016 pare che l'ha pennato, entrate in questa stanza, fino a che non mi attite se l'Imbasarda codificata per scrittura, non decides, gai narana, poi non disco, però Maglio Brigaglia mi ha mandato, da che sono entrato, la prima io, hanno cominciato tutto quanto a sazzuffare. E ponimus al doppias, e non la ponimus, e sa doppiattino bighere, e goia gai. Sono andato in sa segretaria, da sa segretaria ha ponato, dai, la prossima volta mi ponza da assente ingiustificato, io se l'ha nato in italiano, e non ho bisogno di tornato non mandai, ma io non fi tanto per usare l'Imbasarda, che io se vidi Caduresu, Tattarisu di adozione, come tesinare da Metabia su Cadureso suonare ma finza su Cadureso e sardo noi andiamo su da chi narra poi ti fa io so fare in sardo se no tu sei fare in sardo locutoreso e locutoreso noi su nostro è sardo Cadureso
però va a narrare pure che su sardu logudoresu e sardu da seculoso su gaduresu è possiamo dire un dialetto o una limba italo-corsa da che narrano le differenze tra limba e dialetto e narrano su linguista benevadados anche il dialetto è una lingua senza esercito e senza marina sostanzialmente. Sono stato reso e conquistato la Sardegna, mi fa dato ufficialmente tutto quanto in tattarese, ma fatto per narrare, che poi in tattariburu va a narrare che si fa da sul logudoresu, si sta tutto tattaresu e si è scritto in logudoresu, non si è scritto in tattaresu. I babberi antichi, come ti vengono fatto. Sono nobili se fai da Iana su sardu logudoresu e gaieste. Poi si rende sempre a su conto della lingua sarda comune. Sul 2016 hanno fatto di avere questa lingua sarda comune, l'hanno approvata in regione ed è diventata, forse hanno sbagliato la chiamare limba, che è scrittura della lingua sarda, l'ortografia della lingua sarda. L'ortografia. Normativa della lingua sarda è scritta che poteva essere impittata in essida, per documento, scusami, in essida dell'amministrazione regionale. Questa è una scrittura burocratica della lingua sarda. Infatti, da che Leonaro, da chi scrivo o traduco un romanzo, da chi scrivo un articolo del giornale, non posso scrivere in suo mantessi modo che scrivo una delibera consiliare o una sentenza del suo tribunale. Che è che l'idea è uno docu personale o del suo luogo in uso, del logudoresu, del per la logudoresu, la simpito meta. Però la scrivo in maniera normata. Ma questa norma più o manco uso della lingua sarda comune, non tutto, però già si impittaiano i suoi primi dottieri, chi scriveva poesia, chi scriveva contos, per i suoi primi dottieri, scriveva già che bivini questa regola, magari un paio di vesce, se tendisco sa Z sonora, scrivevano questa DZ e sa Z surda con TZ, come sa Z sonora è una Z e B, non beste sa D. Io lo dico da commentatore, se mi buoni un coppione, un iscritto con la lingua sarda comune e lo comprendo, mi bongo a fabidà però con l'accento mio. Esattamente, io sono narana, tu scrivi in una maniera che si lingua este una deve essere, si scrive, sa regola scusa su, no? Poi il suo vaeddo uno magari si lo pronuncia come integere della maniera sua, però va ad una difficoltà di noi chi fosse non se le ha da a campo come te si tocca. Se tu vuoi insegnare come te si va da su sardo come te bi scriesi. Noi questa difficoltà della musica cattata che abbiamo fatto con questa traduzione con Rosa Gambella in sardo, se io scrivo su sardo vai dato, su sardo scritto sono differenti, magari noi scriviamo proprio la speravla della lingua sarda comune, magari la impite più questa locutoresa. Però come si fa? Si narra cuscio. Come ti l'ho fatto comprendere chi narra ma finza si non narra cuscio, però bisogna regola de eufonia si narra in sardo, chi crede che la conosca. Se io narro cane in sardo, narro cane. Se bibonzo l'articolo in logudoresu, cosa ci diventa su cane. Finza si intattaresu e gai. Tanto sa speravla sa cambiano a seconda di come sono posta in sa frase da un punto di vista fonetico. E questo due si lischisi, ma l'abbia deve essere vinza consente de salbida che Susardo lo tratta bene e da chi gli spiega questa cosa, no, crede che non abbiamo mai pensato. Che alieni in automatico. I bitti narrano su cane. Non ha fucking guy, però se tu deve dare un certo tipo di locutoresu che chiscasa come si fa lo deve imparare a calicuno, insegnare a calicuno, da scrittura non deve calazzola. Mi fa vedere di una lingua normata, come ti avevamo detto, no? Ma se avevamo di far comprendere a chi che ti sto vedendo, chi sia trasmissioni, chi stiamo dicendo, io lo so dicendo in sassereso, tu lo sei narendi in saggio locudoresu, potremmo pure i sottotitoli in lingua saglia comune oppure la bonimo in locudoresu o in sasseresu, o non è bonimo? Se lingua sarda comune non è differente a metà del locudoresu. È una lingua sarda di mesania, potremmo narrare in qualche maniera. Si scrive quasi come si fa da luogo di abbasanta, sorgono, più o manco.
Però tocca dire, intanto quando pones su sottotitolo so proite lo spones, poi fare a comprendere dai ghie, e non che fai date in tutte le varianti sarda, fai date in sardo logodoresu, campitanesu, le varianti all'oclotta, caduresu, poi saligheresu, tabarchino. E tanto da chi potevi fare comprendere un bago da edotto e di andare ponitelo in italiano. Questa trasmissione mi da via sono di importumano, sono di interesse, gente che si chiede finza a cuziare a Salim Sardo, a Sasatra variante e non bi la vaghe, che ischi solo l'italiano, che hanno imparato solo l'italiano, chi è scritto in un appartamento in città, mi da via non ha più questa possibilità di crescere intendendo su sardo o Sasatra variante. E me da sono convinto addirittura che non si fa più su sardo, che non sono andato in Salvidas, magari si sia perdendo, però ancora si fa. Io di narrare questo sottotitolo, so dello sponnere in italiano per gusto, per non fare comprendere da esa maggiore parte di queste persone e dello fare accuziare a queste tematiche che trattate, che trattiamo e a questa variante della lingua sarda. Questo posso narrare. Vado a narrare un'altra cosa, che su sardo letterario veniva considerato su locutoresu, che ha visto sardo verso poetas, ha scritto un bello libro su compianto professor Tanda, l'imba mea locutoresa, l'imba mea estimata, l'imba mea fadata, ma ammento, che se vi contra la lingua sarda comune, che abbiamo già una lingua de mesania che sta su locutoresu, e non tenia ragione che sos poetas da chi cantano in palco, sos poetas estemporanei, questa cosa la narrano su tutto, Agus, Porco, che sono sos ultimi, insomma, dei sos più mannos, e noi da chi faiamo, da chi cantiamo su palco, no, io sono dei rigori, non fai su variante mia, che è un poco più tosta, fai un locutoresu che si canta in poesia, e tanto esisteva già una lingua, una variante vaedata, la difficoltà, ripeto, si fa che se non sardo prodotto, una lingua sarda comune, este a cattare su faeddu, quando è l'università de Castello, dà la certificazione C1 per la lingua sarda, ti la danno sopra la variante. Se tu ti narrano, forse separa da la variante nord o la variante sud della Sardegna, su Campitanesu o su Locutoresu. E tu hai separato su Locutoresu, chi ha separato su Campitanesu, ha pagato una buona parte da Campitanesu, ma un'altra buona parte da Barbaricino. Se non conosce questa variante, cioè, non è che sia certificazione linguistica viene fatta sopra una lingua ufficiale, sopra il francese, sopra l'inglese, sopra l'italiano, lo spagnolo. Da chi fa è data di lingua sarda invece, questa certificazione sperimentale è stata fatta sopra sul dialetto. Che non bada uno vaeddo ufficiale, questa è scrittura ufficiale, ma uno vaeddo prodotto non è stato mai fatto. Mi interessa volontà politica, non beste, forse non è giusto che vi siede, ma la lingua è una volontà politica fondamentalmente. Ripeto, da chi narra la differenza tra dialetto e lingua. Su sardo è una lingua, e non è un dialetto, è un considero più che altro del valore politico. Tanto cosa avevamo di fare per la diffusione? No, fino che non era un'altra cosa. Una volta mi è capitato di fare un corso di lingua sarda con l'Istituto Bellieni in Orune. E su Vaiddo di Rune è strinto, è forte. E sono narrano, ma sul locutoresu per noi vi banna bene, che noi vi comprendiamo, se voi che non lo comprendete, se io sono appassionato di poesia, in tutto questo vita mi sono appassionato di poesia, e questa poesia la conoscono la poesia di Raimundo Viras, conoscono tutte le poesie, insomma, di tutti i poeti più manno, Beppe Zuzzu, Tucconi, canta io nel locutoresu, e dei più manno di Gavino Contene, e altro, Cuveddu. E hanno visto, hanno studiato pure, da chi legge questa poesia si studiante e conosce una lingua, questa lingua è data dalla letteratura pure. Anche però noi non stiamo andando bene sul locutoresu, su fare il locutoresu. Tanto per la diffusione e la promozione e la salvaguardia di la lingua, cosa abbiamo di fare secondo te? Cioè, stiamo lavorando bene, io mi pongo in mezzo, ma cosa abbiamo di fare? Ma intanto potremmo notare che in questa ultima decina di anni è stato fatto un lavoro umano. Io penso che trasmissioni televisive e radiofoniche come Como non bisogna mai stata questa storia della Sardegna, che non bisogna mai stata questa trasmissione in lingua sarda, mai.
E forse sono cercando insomma di serrare sul cancello da chi sono boes e chi sono vestiti, finza su periodo che su sardo si fa più spago possibile. Già la gente che nasce dai suoi anni 50 mi nata tanto non era iana di parlare solo italiano, mi scudiano un ciaffo, si poteva parlare in sardo, perché sono andato a Gai e Gai è posichito. Una volta ho fatto un corso dell'imbasarda in Tetti. E in comune c'apo questa femmina manna, femmina ezza, era più di 80 anni, sono quasi vestita in costume sardo. E io gli fai dai in sardo, questa mi rispondeva in italiano. E dico, no, ma fai dare i messaggi che devo intendere come te fai dare, se no in questa idea, su sono del suo fai vostro. E questa mi risponde, vado dal dottore e devo parlare in italiano. Vado alle poste e mi dicono di parlare in italiano. Vado in comune e mi dicono di parlare in italiano. Tanto decidete boso. Mi sono abituata così e così continuo. E non mi fai dato in sardo, non sono resistito, le va a narrare manco una parabola. Però potremmo narrare chi si è fatto tanto, la gente che si sta scuziendo, come mi pare una cantante, Claudia Aro, da Paco, mi pare che hanno detto della limba che ha poi studiato, sa che mi è servita di più, il suo lavoro è la limba sarda. Da tante occasioni, potremmo tornare grazie a Vincenzo della Regione che dà questo contributo, ma sono stata fatta battaglia a Manna, potremmo andare da quando lei poi intervistato, forse sono che ha intervistato di più a Bagnizzo Piliu, al professor Piliu. Io ho scritto la biografia sua, c'è la numero 21, ma ti ha potuto scrivere di pure, probabilmente isco tutta la storia sua, io è finito in galera, già lì, secondo Dottore Melloni. È stato il primo che ha fatto 2 tesi in lingua sarda, che sono sparite dagli archivi dell'università, tocca a narrare, e ha scatenato un puttiferio, l'ha fatta bilingue, che l'unica lingua ufficiale in Italia è italiano. Però da anno sono stata fatta tanta battaglia, io so fare un corso dell'imbasarda con Zampamarra, Bonanima, e noi non eravamo, io ho fatto parte dell'Istituto Bellini, sono finza ufficio stampa dell'Istituto Bellini, come Teischi che si occupa di lingua e cultura sarda, e noi non eravamo, ma proitte, la lingua sarda è la variante minoritaria più faidata in Italia e non si fa in televisione, cosa che invece succede in Alto Adige, in Friuli. E mi ha fatto questa battaglia con Michele Pinna e con tutti i Bellini in via dei Mille. A sotto di radio. A costato della sede del Sarai, ma là poi vinta questa registrazione, si crede volavasso. E questa è stata la prima battaglia, poi abbiamo fatto l'altra, ai mesi Riccardo Franco Siddi, che tanto vidi giornalista sardo, lo conosco, che è stato sindacato, vidi consigliere di amministrazione RAI nazionale, e tanto, poi mi vidi finza assessora del danno regionale, che in Acchisi arriva in questo fondo nazionale, se vabbè, se no, lo facciamo come regione. E piano piano, su sardo è entrato in Sarai, è entrato in tutte le televisioni, si è entrato in tutte. Potremmo andare a chiesti in tutte, speriamo che non si perda, però se non si tratta di famiglia, da biasa deo, su fatto che l'este pure, chi si deve dire se va che a comprendere, da gente meta è chiaro che in italiano ti comprende che si da esumare, potremmo narrare, in sardo è più difficile, però mi è capitato di fare esperimento, di presentata, tendisco in video a Monteleone Roccaduri, che hanno passato, hanno fatto una presentata a Solbinos e hanno chiesto provare in questa dia del Solbino vidi qualche produttore, qualche sommelier, e abbiamo provato, ma probabilmente non facciamo non presentiamo Solbino in lingua sarda, già è difficile in italiano, con tutto questa paraula, fruttato e via via, che poi tocca di ribarare un po' difficile, ma tocca della sischire, della conoscere questa maniera di presentare Suino. Ma devo telefonare che abbiamo cominciato, e la gente poi fa in sardo, non finisce ascoltando come che vieni ascoltando che sai te, e la gente vi contenta e poi vi fa dentro tutto. È stata una cosa bella, devo dire che si comincia a lusingare a fare dare, adesso che si può tornare a... Potremmo dire che siamo pulendo di ricchezza con l'audiovisivo, cioè l'audiovisivo, quanta ricchezza è punendo nella ringasaglia. Ti narra in meta, poi si commenteste... Cioè avevamo Ruggina, avevamo la radio, avevamo la televisione. Siamo travagliando nella carriera Giulia.
Ma di più non si può fare, che penso. Poi, sempre chi si lamenta, però, ripeto, commente se fai delle ore su sardo in televisione non si è mai dato. Certo, tocca finza di abbaidare cosa che sono sa sala di questa produzione, si fa che sia una trasmissione che non vale, la fa che sia in sardo, non vale manco su sardo che si fa bene, che non è di interesse, però io intendo, me da biasa che la trasmissione è di interesse umano e che la gente che clicca della seguire non comprende tutto, di acquerere che bisogna questo sottotitolo in italiano per la seguire mezzo e per comprendere queste parole. Cambia, una parola in una variante, in una ida che narrare una cosa, in un'altra ida che narrare un'altra cosa. E su sardo è bello finché è vario. Tu hai fatto ufficio stampa, abbiamo detto, hai incontrato, hai avuto a toppo con un montone di gente, con persone impulsanti, meno impulsanti. Quali sono i bassoni che ti sono rimasti nei rugori, che ti rarreghi anche come ti esperienza, come ti hai sentito proprio umano? Tanto uno dei suoi più mannos che ha conosciuto, che ha fatto l'ufficio stampa, però per la sua prima carriera, dato da Sozio Salambicco in Castello a Carlo Ferdone, a pustisi della premiazione, intanto io su zero, questa sala del suo hotel piena di gente, e si è posto a suonare finza questa batteria. Da che è finito tutto. Da Burenaggio era bene, era poteva mangiare a fare candareri, no? Era per Ma già madre, magari vieni. Insieme a chi Castello è bellissimo, anche abito Castello, questa è meravigliosa. Da che è finito tutto, ha salutato il suo pubblico, si è tratti su me, ha salutato il suo pubblico e non che hanno fatto uscire da una ianna da Sigus, però entrare in questo salone, noi abbiamo manicato, abbiamo chenato un pare, vedi su direttore artistico, responsabile della segreteria organizzativa, uno critico cinematografico, una fotografa e biviadeo che via ufficio stampa. E poi Carlo Ferdone sicuramente lui in televisione, insomma, queste cose fa che salvo che si fa, che imitazione, ma un uomo con un'umanità manna, un'umanità manna a Beru. E io dai al Gonza quasi quasi mi fa una fotografia a un pare, ma l'ha stressato forte tutto su zero, che non mi vede un altro selfie. Tanto si per aver montato tu, mi dava una foto. E mi vedi con una giovanetta apponato, ma a sua segretaria, a lui dese su comico, con una giovanetta. Subito prende i pensamenti mali. Che caglia di muto che si avvizza, che caglia di muto. E fico un s'avvizza, e poi sta rivedono camerieri, e su camerieri non ve l'ha fatta, che signor Verdone può farmi, in italiano, può farmi un Femoro. E da che poi tu gai, senza pro ufficio stampa però danno. E gai mi ha fatto una foto. Ti sei molto nel respiro. Mi ha fatto una foto di auguro con una is, però devo dare richieste di avere una persona. E poi lui da gai, no, quando fa questa imitazione, che noi abbiamo ubito tutto dagli anni 70, poi fino agli anni 80, dei 77, sì che sono anni 70 non siamo ancora in condizione di vedere troppo. Però devo andare alla bidere da gai dal vivo, come ti dicono in italiano, fa che mettere effetto. E poi l'umanità finza che andava con un'altra gente famata che devono andare non dà poi stima meda. Poi però te posso tornare, potevo fare su conto, uno che mi è stato una persona che mi piace a conoscere, non tanto bravissima, ma che è nipote di uno grande intellettuale sardo, su intellettuale sardo più umano che abbiamo saputo su noi, su più conosciuto in su mondo, più conosciuto di Grazia Deledda, che è Antonio Gramsci. Antonio Gramsci lo conoscono in tutto, che ha fatto sul giornalista in festival cinematografico, che Gemelaiana con su Cile, con su Sud America. Antonio Gramsci, no, è qui vicino che stava Antonio Gramsci. Non lo sapevo. E sono tutto meraviggiato, sono contento, che Gramsci è stato un nome manno. E che hanno fatto sul primo International Gramsci Festival, hanno invitato una nipote di Naraia, che si chiama Antonio Gramsci Junior. E mi è capitato di bessire, insomma, di andare a bustare un paio di abbiamo fatto tanto Sanremo. Da Chisinara a metà via, se no non siate indifferenti come Naraia Gramsci, no? E questo
sa parte sua l'ha alleata da etano, fu putiniano di ferro, putiniano di ferro. I seminari ragazzi, io li pregunto io come te stanno andando in Russia, siamo fatti su 2000 che noi ancora la guerra con l'Ucraina, non fi come te, vista da 2022. E io sono ragazzi, chi la corruzione in Russia figa in manna che bigheria da una persona forte per ponere un pago di ordine e Putin è stato gusto il suo uno il suo malo il dittatore che siete però non chi fissa la persona giusta se no chissà come ti è andata pure la Russia i sobbidini sei stata in Mosca ed è bene da aumentare la memoria della famiglia di Gramsci e della famiglia Schucht. Un altro che ha poco noto, che mi da Bodalido particolarmente, è stato Sam Miller. Questo video su compagno della cella di Bobby Sands, attivista del Siria, video terrorista, si può dire, comunque finì in carcere per gusto. Bobby Sands, Tulischini ha fatto si sciopero del Suvamine, è morto in carcere. E se mi ha fatto parecchio sconto, de come è andata anche non fia proprio con panzo de cella ma via i sacella a costazo a isse issos non queriano sa divisa de carcerados che anche noi non siamo delinquentes noi siamo prigionieri politicos tanto per questa regai in mezzo ci stiamo nudos e tanto sa Margaret Thatcher tanto non e tanto vabbè non boldamos sa divisa de detenutos boldamos altre divisas potevamo altro vestire e finì questo vestire ruggio che in Guantanamo potevamo andare tanto sono refutato di lo sponnere di lo vestire e staiano nudos ne hai acciappato tu in Inghilterra? No, in Oghe venne in Oghe per un festival a presentare sul libro suo e tanto non è che noi siamo stati nudos tanto non è che non potete andare in bagno e tanto non è che facciamo bisogno del nostro entro la cella mi ha raccontato cose che lo sponiano sul muro facendo i murales e una volta su mese che arrivai a Sidrante a pulire tutto che devo fare arrabbiato pure con sageglia cattolica che noi qui fino anglicano siamo cattolici che essere benito un viscamo e poi è benito una che come a posto la conca e sa cella che ha arreversato subito ed io l'ho provato su conto a Baida che in Sardegna ha stato un personaggio che è stato Dottore Meloni che è andato in galera con il suo libro di Bobby Sands e ha fatto il sicuro lo sciopero del Suvamine potevamo andare ed è morto come il Bobby Sands magari non si ne sia poi fatto meta in Sardegna avrebbe stata una cosa che penso si sarebbe stato calcattere forse non si ne sia fatto meta insomma te indipendentista non è che ne ha appena ragionato tanto. E questo è una chiamata di Aberu l'ha inviato sul articolo del giornale, una che a tornare in Irlanda e a parlare con i suoi amici e con i suoi parenti di Bobby Sands. Questo è un'altra storia, un altro conto. Tu con chi tu lavori io hai fatto un bel programma che l'avevamo dato un piacere, Disterrados, un giro per Parigremi, per Assozio in Italia. Sul Circolo del Sossardos. Disterrados è stata una trasmissione de Sarai, che io sono stato autore in sua seconda e de tre edizioni, conduita da Maria Giovanna Cherchi, che tutto conoscete, anzi che salutiamo, una femmina del Gabale, non è solo cantante Maria Giovanna, tratta bene su sardo, lo fa da bene e commenta pure. Questa trasmissione è stata Aida Meda fuori dalla Sardegna, essendo che si occupa di emigrato sardo, dei circoli che sono poi presidio per il sardo che aggiungono a Meda, sono importanti meda per il sardo che stanno fuori. Potremmo andare, lo vini di più forse si preoccupa di un'altra generazione, che come siamo tutti più globalizzati, da chi uno intendeva fare del sardo, danno si intendeva in domo, come se non si fa da manco in domo, sardo, pare che sia stranzo, da chi intende se gente fa del sardo.
Però possiamo narrare che fuori da esa Sardegna, chi è che riconosce su sardo, magari chi che fa che conosce su sardo sul fiso, magari lo va a e come sarai pure, sono fatte trasmissioni didattiche che possono servire a sospizzinos per conoscere questa lingua, che vedi la lingua di sommanno si solo, di sogliaio si solo, che non intende ne vai dare, però si possono accuziare, né si può la comprendere. Cosa pensi? Se bello avere la ringa nei Uffizi, nei roghi di Andemmo, non una cosa istituzionale, ma iniziare a ponere l'accento sulla ringa, cioè siamo a Sassari, si può far vedere lo sasserese nei Butrei, idem potremmo farlo in Ottieri, far vedere in Logudorese, nei Butrei, nella barra farmacia. Puni un po' un seme in questo senso. In Uttieri penso che si vede del vinzasa in comune ancora, o in altre abitasa, e sullo Gudoro si vede da Susardo ancora. Poi non riesco so giovane, però sommano lo vedano in tutto, lo vedano in tuttue. In Tattari, ma vabbè, come ti ho fatto presente un'altra cosa, in tuttue noi sei stato. A cattare gente che va da in sardo, vai a qualche problema, però fino a un certo punto. A cattare gente a fare in tattaresu è stato difficile. Devi cliccare come commentatore televisivo, no? Fa che se pianifica la trasmissione, che casa gente, deve essere vinta la storia di interesse, che interesse notiziabile, se no è chi esisia può fare dare delle storie sue, non so, queste cose, no? In Tattareso ha proprio difficoltà, è unica, ha pagato solo una giornalista che fu resistita a cattare travaglio in Torino e è stata l'unica a fare in Tattareso, ma forse su Tattareso bene bida come una gergalidà, un luogo popolare, no? Volgare, noi conosciamo solo solo le parolacce, no? Dice, si vediamo la Torres e altre cose, no? Fare, ma anche voi in sardo però fa che a ragionamento in treos, fa da entre noi anche che parolaccia, è stato mega difficile cattare gente. Che poi la particolarità dei Tattari è che in Castello, su Castellaio, è una variante proprio di Castello, però è sempre campitaneso. Quindi possiamo narrare che la città più umana del tuo campitano fa da su campitaneso su, la città di giocare Gesù, più di importo umano che è Tattari, si dice ma su non è il Logudorese, questa è un'altra lingua alloglotta, possiamo narrare. Ma difficoltà però alla considerare Medabia una lingua di importo. Deo, quando faceva la rubrica Sanova in Sassari Notizie in Sud 2003 con Mario Lucio Marras, hai messo una rubrica entro la rubrica in lingua sarda e vedi una volta Saghida scrivimi in tattaresu e già dai dando hai messo proposto che deve essere di stata un standard per scrittura che non vi vedi tutto quanto sommano da Pompeo Calvia a Gniruccano ognuno scrive da una questa maniera sua, maniera simile, però ognuno ha la sua variante sua e hai mi proposto, hai mi auspicato per narrare che sia essere fatta una lingua standard per scrittura, una variante standard per scrittura. Questa cosa è stata fatta dall'Istituto Bellieni anti-anno, proprio da Mario Lucio Marras, che ha proposto a Michele Pinna anno fa, e come finza su Tattareso si standard su. Beh, tu hai detto che è un po' difficile, c'è persone che lo vedono con ragionamenti un po' lunghi. Beh, se vi pensi, all'inizio del 1900 per anni bassoni tipo Agostino Sabba, che va via le rubriche La Gaita, La Critica, avevamo avuto Grindi con la Gionfra, cioè tutti Pabiri, tutta la letteratura che favillava abbiamo avuto da voi. L'hai detto tu, Agnero Gano, Sabato Roio. Su Tattareso da una vivacità di sua, come la lingua non è solo per aulas, questo è il spirito popolare, la lingua, no? Questo che sono stati scornati a Volgeist. Tu hai come devo fatto vincere reportage in Sud America, sono stato una volta a Cabo Frio, che è su Rio de Janeiro, e in e appacciato su chi vidi su Decano, adesso emigranti sardos in Brasile. Ma mentre si viene a offendere con Samuzzeri, costumine, i suoi anni schimbante, hai un'officina in via Sorso.
E poi sta andata a guardare di finanza, non gli scrivono chi mi può aggiustare la macchina. E mi può acconzare questa macchina, che è certo, certo. Da chi sono venuto per ritirare questa macchina, chi guardia di finanza, lei contravvenzione, 6 milioni si sono che mantena, che ma non me lo baffa manco deo. E ti hanno poserrato tutto, mica sono andato in Brasile, E fai da io, non t'ha reso che non si fa da più, sino che da chi già fai a questa muzzere, ma deo... Fiani non queria, non ha giunto a domo su, lo dobbiamo intervistare, e ha detto, ma il bagno dov'è? E se n'ha chi? Gira a dritta, si l'uviago e si è arrivato. E questo ti fa da comprendere il testo, una limba. Si è ripetuto, Sì, popolare, no? Sul gioco limbistico, non è solo a tradurre esas paraulas, ma tutta una maniera di essere in una limba. E su tutta ha tutta una lesua, come tu lei finza di sa musica. E tu sei un esperto, la chitarra è roba d'oia, la poesia. Teo, mai tanto tempo che tu non lo dici, ma noi lo dimo. L'ultima volta ho suonato sul circolo di Alessandria, proprio come era Giovanna Chirchi, ma una nuoresa l'ha accompagnato, lei è bravissima, è brava, finza se su canto usare la chitarra. E può tornare però chi... I suganti con la chitarra sarda, la chitarra logudoresa, vede che va serietà, va gravidade, va este finza un cantico di nicchia. Deo m'ammento quando andai a bidere invece, quando su balco cantaiano sul cantatore tattaresos, è un'altra cosa che intanto questa tradizione è venuta da Evacu, Toni del Dro e tutto questo. Sa Milinzana, chi mi dà per la Milinzana, che è una tradizione ormai, la tradizione del Tattari, è un emblema, come è faccia di Trudda, da quando hanno fatto questo Dinamo. Però è un plagio. Beh, addirittura un film che va come sottofondo. Io sono amisciato questa musica sudamericana con questa metrica e più o meno questa musica di Marianna de Marco Lusini, che vede l'autore c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e non Rolling Stone, basta dirgli ascoltare e uno sa che sono ma sullo Zarretto smantisci un plagio quasi di un'altra cantone, però hanno fatto allegria questa cantone Binameda, Giovannino Giordo, insomma, è conosciuto dai Dottu, Piagane e accustiano la gente a Salimba. Sono d'accordo. E che dico quando uno vede, ma come ti fosse, non ho mai fabbricato. Tu intanto comincia a inculcare i cantatori, anche a Rosaglio era mantessi cosa, che sono di rimastri. Beh, certo. Tanto vado, forse l'ultima pregunta, a chi mi sa che il tempo è tiranno, se ne è andato. Un bisu per la Sardegna, in generale. Io devo avvisare che la Sardegna cambia il registro, per tocca da questa demografia, non ne più né una, siamo diventando sempre più spagos, nacchi sul Medioevo vimmi me da più spago, nacchi binaia 200.000, 200.000, non schischiti, però non finisse 1,5 milioni, però ho vinto tutto giovane. Su rischio come è che noi accattiamo tra 20 anni con 30.000 abitanti che sono tutto questo senza ricambio generazionale, tutto che sono andando chi è in continente, chi si ascosta in Samarina, l'unica città, l'unica ida che è crescendo è Terranova, Olbia, e devo dire che insomma che bisogna un cambio di basso e che la gente dovrebbe popolare fino alla Salbida, che sono un presidio fino al suo territorio dell'interno. E questo è il bisogno. Tanto abbiamo di chiudere la televisione, chiudere i telefonini, per incrementare la demografia. No. Ma già lì che questo è un motivo. No, ma e forse si fai dare in sardo ancora provando meda, che si muffora poi è chiaro che si vede Salimba, come te ne raia da Raimundo Viras, da chi verde Salimba, insomma si è perdendo l'identità tua. Tanto. Io ti do grazie grazie a voi. Ciacciarrada, è stato un piacere Mannu. A vedere Zani, prima di arrivare a poter sbagliato fino a con te, questo non lo potremmo narrare. No,
Sì, Siamo tempus ancora. Come ti è vista di aggiornare, che vedo che sono giornalista, ti pure una pregunta di che zo fa che devo. Come ti è vista questa esperienza per a te, Rosa Gambella con Sarai? Fai dare in locutoresu e non in tattaresu, che tu conosci se vinza su sardo, ma la lingua principale tu sei su Lo tattaresu. conosce una baraura manna, Rosaglio, mi sono occupato a studiarlo un po' careddo, intanto Papiano un altro come a te, ma come ti ho detto a Soreda, mi sono occupato a cucciare i soni, sono andato a seccare nei barauri, e da poi per la curiosità, quando non sai una cosa, hai di preguntarla. Un coso, una carriera per fare la cosa giusta con Rosaglio e andare in roghi in Rufabeddani e sta in accolto. Ecco, Rosa Gambella è stata una bella esperienza, un pari a che ci siamo divertiti a farla e ad voi è un romanzo bello a vero, cioè fa vedere di una Sardegna che non v'è più, una E che Sardegna spago che con notta, che usiamo di leggere. nota. Tanto a Bar non avevamo più tempo, ma abbiamo di dire che abbiamo dirigito chi si sono l'autori di La Sardegna, Enrico Costa è uno di questi. Noi abbiamo finito il tempo, ti do Dorra, grazie Grazie a voi. a vederci sani. E salutiamo a tutti. Chi ti racconta a me, ci siamo divertiti, un paio di amici Salvatore e Taras, e ci vediamo e sempre a vederci sani.